il piacere di essere con due campioni italiani di folk romagnolo arrivati primi assoluti a Rimini, adesso me l'ho anche scritto, l'8 luglio, campionato italiano C2 del 10 agli 11 anni, Aurora Mosca e Mattia Donà. Ma prima di tutto i miei complimenti, arrivare primi in Italia è sempre una bella soddisfazione. Comincio da lei o da te? Da Aurora, allora, da quanto tempo balli? 4 anni, cioè 3-4 anni. Poi so che ogni anno tu migliori, sei sempre più avanti con le votazioni, quest'anno prima assoluta, l'emozione che hai provato? Non mi sembrava vero. Davvero? Però dimmi la verità, la mamma, quando sei arrivata prima, un po' ha pianto. Sì. Anche papà? Sì. Ah sì, anche lui? Sì. E adesso, visto che non c'è una brava ballerina se non c'è anche un grande ballerino, Mattia, anche tu arrivato primo, quanta soddisfazione è battere tutti gli altri? È tanta. Cioè poi quando si arriva poi sul podio, abbiamo fatto anche la musica dell'Inno Italia, è soddisfazione? Sì. Ti batteva il cuore? Sì. E anche a te lo chiedo, mamma e papà hanno pianto? Non c'era solo mio nonno. E non ha pianto però? Sì. Sì. Perché i nonni per definizione sono piagnoni. Sì. Sì. Adesso noi facciamo vedere anche un po' di immagini di quella della vostra performance, siete stati bravissimi e naturalmente vi faccio i complimenti, ma con la vostra scuola, che è la scuola di Demis e Mara, ho scritto qua Martina Cappati e Dario Abelli sono arrivati terzi nella categoria C3 e questo altro bel complimento. Se ci fosse un pubblico diremmo fate un applauso. Ma poi dopo c'è il gruppo folk Shop Team dove tu fai parte, che con 4 coppie siete arrivati E terzi. allora voi siete arrivati a Rimini e avete sbaragliato tutti e se lo meritano apposta i romagnoli. Io sono contento che avete sbaragliato i romagnoli e li avete umiliati perché siete i numeri 1 in Italia. Complimenti, guarda, mano a Mattia, mano alla grandissima Aurora. Ricordate, a Taglio di Po ci sono 2 campioni italiani di folk romagnolo categoria C2, eccetera eccetera eccetera. Bravi. Grazie. Bravi. Un fuori onda abbiamo anche Nicole, che è la tua sorellina, che è anche lei ballerina. Vorrebbe. Vorrebbe. Allora Nicole, anticipiamo i tempi, noi fra 5 anni ti vogliamo campionessa italiana categoria C2 e loro saranno campioni mondiali categoria C3.